Io non metto in discussione gli assessori sulla base della petizione di un'associazione di commercianti. Portano dei temi che sono sacrosanti, che sono importanti e che devono essere presi in considerazione, però da lì a sostituire l'assessore ne passa di acqua sotto i ponti, anche perché sono valutazioni mie. Il ruolo dell'assessore Vettoretti all'interno della giunta di Treviso non è in discussione. È chiaro il sindaco Conte dopo i mal di pancia tra i commercianti del centro che hanno sottoscritto in 140, anche se i promotori assicurano che sono molti di più, una petizione con diverse considerazioni e richieste finite sul tavolo del primo cittadino. Lo stesso Conte si è detto dispiaciuto per la mancanza di confronto e dialogo denunciati dagli esercenti e si è detto pronto in prima persona a ricucire i rapporti. Lunedì si farà il punto al tavolo del commercio, ma nel frattempo sono già iniziati i primi contatti con le associazioni promotrici e anche con i singoli negozianti. E devo dire che già sentendo gli altri non c'è la totalità dell'accordo sui contenuti scritti, quindi insomma facciamo un po' di ordine con grande serenità. Assessore Vettoretti l'ha sentita? Sì, sì, l'ho sentita e gli ho anche detto di star tranquilla, nel senso che sono dinamiche meramente amministrative. Ovviamente se c'è qualcosa che non va bisogna assolutamente correggerlo, però insomma non posso mettere in discussione il suo impegno e la sua passione. La nostra intenzione non è quella di movimentare qualcosa di politico, ma di avere risultati da parte dell'amministrazione comunale, spiega Veneto Imprese Unite, una delle associazioni promotrici della petizione, che sul futuro dell'assessore Vettoretti aggiunge. Non sta a noi giudicare chi deve fare e cosa deve fare. Rimane in mano al sindaco questa patata bollente. Lui sa che compiti deve avere un assessore, se li ha assolti e se li ha assolti in maniera corretta, oppure se deve prendere delle decisioni diverse, ma questo compete solo a lui. E sulle tensioni interne alla maggioranza tra Lega e Fratelli d'Italia, nei prossimi giorni dovrebbe esserci l'atteso confronto tra Conte e Claudio Borgia. Daremo poi comunicazione formale e ufficiale della chiusura di questa, chiamatela come volete, verifica di maggioranza, confronto all'interno della maggioranza, però insomma si va avanti uniti.